Aveva appena fatto la spesa e con tutta probabilità si stava dirigendo verso casa quando Italia Bordin, ottantenne residente a Milano, è stata investita mentre attraversava la strada in via Cavin di Sala di fronte al supermercato Prix di via Pertini. Erano le 9:30. Alla guida un 82enne del posto che l'ha centrata in pieno e per lei non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Forse il sole ha giocato un ruolo determinante, riducendo la visuale dell'anziano alla guida, che non si è proprio reso conto del passaggio della donna sulle strisce. Una volta che ha realizzato quanto accaduto, ha prestato soccorso, poi si è seduto sul marciapiede in stato di shock. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale che hanno deviato il traffico per poter effettuare i rilievi. La signora Italia era figlia di un operatore sanitario molto conosciuto in paese. Sono vicina alla famiglia, ha detto il sindaco Pavanello, che conosceva soprattutto il figlio della donna. In questi anni abbiamo fatto di tutto per rendere le nostre strade più sicure, continua. Sono davvero addolorata. Come da prassi, l'anziano che ha investito la signora Bordin dovrà rispondere del reato di omicidio stradale.